vedere ragazzi affascinati da questa storia e davvero vederli andare a cercare le ragioni di questo successo, penso che sia la cosa giusta e probabilmente ci farà raggiungere il risultato più importante, cioè quello che questa esperienza avvicini le nuove generazioni in modo che non possa finire. Si è espresso così ai nostri microfoni l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi in merito al progetto multimediale lanciato dal Liceo Grigoletti in collaborazione con la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, intitolato Se accadesse oggi Generazione 2026, un'iniziativa che ha affidato a 5 studenti il compito di raccontare, attraverso il linguaggio e i canali social della generazione Z, il 50° anniversario del terremoto del 1976. L'obiettivo è trasformare la memoria storica del sisma in un'esperienza contemporanea focalizzandosi sul modello Friuli e sul valore del volontariato. I ragazzi, inseriti in un percorso di formazione scuola-lavoro, hanno operato come una vera redazione giornalistica affiancata da professionisti dell'audiovisivo. Potrà consentire a loro di comprendere le complessità che sono avvenute in quegli anni avvicinandosi a questo mondo. È un mondo sicuramente molto più organizzato rispetto a quel tempo, ma è un mondo che ha a che fare con complessità molto più ampie e più vaste. Questo progetto mi sta rendendo veramente contenta, oltre che orgogliosa, perché vedendo anche i risultati, quelli di essere riusciti ad avvicinare più giovani, più persone al mondo della protezione civile e al ricordo del terremoto, come dico, dà un senso al nostro lavoro, portare ragazzi a fare qualcosa di buono, a prendersi cura del mondo che li circonda è la soddisfazione più grande.